Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una live splash del vostro Marietto Veneziano in cui si parla ancora di questo periodo fosco che stiamo attraversando, cioè 2020-2029, l'Europa e in questo caso qua specifico la nostra madre patria, l'Italia. Oggi siamo nel 2022, siamo a metà, siamo in giugno. Quindi abbiamo già superato 2 anni di Covid, di eh, mascherine, limitazioni. Dopo le limitazioni è arrivata questa guerra che continuerà, prenderà sempre più piede, come avete visto, mi ha detto, l'aveva già previsto nel 2010 di questa cosa, ma continuerà e chi chiaramente si è preso per tempo, ha attivato tutti i circuiti, ha preso il ciondolo, i, i vari amuleti e si è protetto anche a livello esoterico con i sigilli di Mosè proprio se ha materia, cioè se ha case, se ha, come si suol dire, terreni, ecco, visto che purtroppo la guerra continuerà e la dovremo affrontare anche noi proprio materialmente, nel senso che saranno in casa i russi, cioè non dovete pensare che l'Ucraina, perché sta resistendo, sebbene l'Ucraina, a chi non gli è sfuggito, praticamente sta diventando come l'Afghanistan per la Russia, no? Dove tutta l'Europa, tutto il mondo sta mettendo tutte le armi che può per fare in modo che la guerra si fermi lì. Però, come vi ho già spiegato, il vostro marietto, la guerra non si fermerà lì, i russi andranno avanti in Polonia, in Romania, in Svezia, in Finlandia, arriveranno anche in Svizzera. Insomma, la situazione si sta scaldando, sono passati più di 100 giorni quasi e la situazione non dà nessun tipo di cedimento, anzi diciamo che i russi hanno preso, oh, come si suol dire, consapevolezza che quello che sta facendo il signor Putin è nella giusta traiettoria dei loro intenti, cioè praticamente la maggior parte dei russi ha capito che era necessaria questa situazione. Il problema è che la maggior parte degli italiani non ha ancora capito la gravità della situazione. La maggior parte degli italiani è uscita da una situazione di, demagogica, o frustranti, di dominio di queste ditte farmacologiche con i loro sistemi di, non so, di dittatura farmacologica, no? Imponendo alle TV di Stato con la TV di regime di come si suol dire, di reprimere una critica costruttiva, facendo sempre passare che sembrava che da questo Covid non si potesse uscire più, e poi magicamente, no, in 3, 4, 48, come si suol dire, il Covid è sparito perché è entrata in scena la Russia e da questo punto di vista bisogna ammettere che la Russia ci ha dato una mano a noi per il momento. Comunque dai talk show che si vedono, no? Di questi generali che corrono in TV a dirla loro, ma ormai sono generali cotti, stracotti, generali che non sono più ai tempi con la realtà e anche generali di regime che continuano a dare una direzione della guerra. Nella realtà, come pochi analisti seri e professionali hanno spiegato che la Russia non la si può fermare con un esercito ucraino, ma neanche con le armi che vengono portate là. Anzi, diciamo che i russi hanno iniziato sì la guerra con i fondi magazzino, mandando là carri armati dall'Unione Sovietica negli anni 70 e non hanno ancora incominciato a usare le vere armi che vendono al resto, tipo l'India, la Cina. Insomma, queste armi potenti le hanno tenute ancora e stanno usando i fondi in magazzino e stanno distruggendo, spiallando l'Ucraina. Dopo l'Ucraina, come vi ho già spiegato Marietto, ci sarà Polonia, Romania, insomma, la guerra non si ferma lì, anche perché non è un segreto per nessuno, ma la Polonia e la Romania direttamente o indirettamente stanno foraggiando con armi degli Stati Uniti questa guerra, stanno rimpiazzando le milizie ucraine. Il problema, come vi ho già spiegato, non nasce proprio in Ucraina, infatti il presidente Zelensky, ormai lo sanno anche i paracarri di Modena, è di origine ebraica.
E quindi vi ho già spiegato che è un piano che è stato ideato e creato a tavolino già 20 anni fa per spostare la popolazione, una certa fetta di popolazione ashkenazita dall'attuale Israele, che perderà il dominio per il semplice fatto che non servirà più, no? Non servirà più a controllare il canale Suez, visto che si stanno sgelando la calotta polare nordica, e quindi praticamente c'è una fetta di popolazione israelita ashkenazita che aveva pensato di spostare la propria cittadinanza, la propria nazione, no? La propria terra promossa da Israele all'Ucraina. E quindi ha iniziato a creare questo progetto che, da come si sta evidenziando, sta incominciando a prendere forma. Vi ricordo che il popolo ucraino, che è innocente, e l'unica colpa che ha avuto è che è stato scelto come prossima nazione di Israele, si è già spostato in più di 14 milioni, cioè praticamente dentro la nazione popolo ucraino, 14 milioni di persone hanno dovuto lasciare la propria abitazione, 5-6 milioni sono andati in giro per l'Europa e il resto ha cercato rifugio nella nazione ucraina. Ma purtroppo, oltre a questa situazione deplorevole, questa situazione che non sentirete mai nei talk show di regime, no? Purtroppo la Russia allargherà la sua guerra anche al resto d'Europa. Quindi Marietto cosa vi consiglia? Beh, vi consiglia sempre di seguire le pillole di Degarma elettroiniziano, di andare nel sito del capitano, scaricare i circuiti che già dal 2015 avevo promosso in modo gratuito per difendere il sacro suolo italiano. E poi chiaramente per chi può di attivare o acquistare del diagramma elettroiniziano i sigilli o di Salomone se o per la propria, come si suol dire, per la propria sicurezza fisica, o quelli di Mosè che riguardano anche la materialità, perché proprio la guerra entrerà anche in casa nostra e ci saranno sicuramente delle situazioni poco piacevoli per molte persone. Quindi attenzione, seguite sempre il Marietto per le nuove news. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.